A tutti buonasera dall'ippodromo Savio, convegno di corse di martedì 15 agosto. Prima corsa riservata agli allievi: Viperina Spin, Ushuaia De Ariel, Barolo Griff, Cinzia, Cazzaniga Light. Seconda linea: Bomber B, Zero Gravity, Athena Cass, Cristal da Cole, Briscola Matley. Questo lo schieramento. I favori in chiusura per Athena Gas e Zero Gravity, nonché Cinzia, che cerca subito di sfilare in testa e in breve lo fa. Cinzia subito al comando. Seconda posizione per Barolo Griff, che si accoda in seconda posizione davanti a Viperina Spin, che si getta di galoppo. Numero 1 Viperina in terza Spin, posizione così si sistema Cazzaniga Light. Se ne vanno i primi 200 in 14,6, in vantaggio quindi Cinzia nei confronti di Barolo Griff e Cazzaniga Light. Poi Ushuaia De Ariel, 400 iniziali completati in 29,4, tira via buona andatura. Denise Trinca in sediolo a Cinzia, che è sempre in schiena Barolo Griff, Cazzaniga Light, Ushuaia De Ariel e gli altri nelle identiche posizioni, con tentativi esterni al centrogruppo, ma ancora molto lontani dalla testa visto il ritmo imposto. 44,9 i primi 600. E ora il completamento del giro con posizioni immutate: 59,5 per i primi 800 metri di gara, con Cinzia che continua a guidare con 2 lunghezze di margine su Barolo Griff e Cazzaniga Light. Quindi Ushuaia Di Ariel 1,14,9 per il chilometro, prende ancora vantaggio Cinzia. A 500 dalla conclusione le lunghezze sono diventate 3 abbondanti al paletto dei 400 metri finali. 10 Cristal da Cole squalificato. Con Cinzia nettamente in vantaggio, cerca di rimanere in seconda posizione Barolo Griff, che a metà dell'ultima curva però riduce la distanza dalla battistrada, che entra ancora comunque con 3 di margine in retta d'arrivo. Ultimi 150 metri di gara per Cinzia. Cinzia in netta evidenza nel finale, controlla la situazione e viene a vincere, mentre la lotta per il secondo posto vede Bomber B emergere proprio su Barolo Griff, che a sua volta tiene a bada i tentativi di Athena Gas. 1,15,2, ragguaglio conclusivo, 36 a chiudere. Vittoria mai in discussione per Cinzia e Denise Trinca, che vincono sfilando subito al comando. Allieva di Vincenzo Venezia, della scuderia Spallina, vince davvero in maniera disinvolta questa corsa riservata agli allievi. Denise Trinca in sediolo.